Siamo nel Basso Sulcis in Sardegna, una terra antica tra le prime ad emergere dal mare. Un territorio ricco di vegetazione, selvaggio, dove la macchia mediterranea si intreccia con boschi di querce secolari. La popolazione di quest'area è tradizionalmente dedita all'agricoltura e all'allevamento del bestiame. Non è raro incontrare ancora oggi donne anziane che indossano la gonna lunga, chiamata in dialetto locale sumanteu, accompagnata dal fantalicu, il grembiule tradizionale femminile, un segno identitario. Un tempo serviva a proteggere la gonna e i vestiti durante il lavoro quotidiano, ma nelle occasioni di festa poteva essere riccamente decorato. Siamo a Barrua, una piccola località sulcitana dove si sono svolti 3 giorni di celebrazioni. Le immagini che proponiamo si riferiscono al 14 settembre, l'ultimo giorno dei festeggiamenti organizzati dal comitato spontaneo locale Santa Maria di Montefracca. Siamo a Barrua è una piccola frazione di Sant'Adi, assieme a me c'è Don Fulvio che ci racconta brevemente la storia appunto di questa chiesetta campestre. Salve a tutti, sì, come spiegavi benissimo, qui siamo appunto a Barrua, una frazione appunto del centro di Sant'Adi, nella parrocchia dedicata a Santa Maria di Montefracca, dove secondo la tradizione appunto 301 anni fa la Madonna è apparsa a questo cacciatore che gli ha chiesto di costruire questa chiesetta a lei dedicata, e ancora oggi c'è una fede profonda verso Maria Santissima, e la popolazione di Barrua, ma non solo, gli abitanti di Sant'Adi sono molto legati a questa festa, direi gran parte anche degli abitanti del Sulcis, perché è una festa conosciuta in gran parte del Sulcis. Quindi oggi rinnoveremo appunto la nostra fede in Maria Santissima con questa celebrazione appunto presieduta da Don Cristian Elio, poi con la processione lungo le vie della frazione di Barrua. Ok, grazie.